Schianto mortale ieri sera a Onigo, a perdere la vita una coppia di 70enni di Vittorio Veneto. Erano molto impegnati nella cultura e nell'arte. A San Biagio altro incidente, 4 feriti, 3 sono giovanissimi. Autonomia del Veneto, ad un anno dal referendum, il governatore Zaia incontra il ministro Stefani che parla di anniversario storico e il presidente del Veneto, spero in tempi celeri. Il capo dello Stato Mattarella non interverrà il 4 novembre a Vittorio Veneto alla chiusura delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, lo ha annunciato il sindaco Tonon. Polizia al supermercato Panorama, l'Estiore nigeriano stringe la seno a una commessa che grida per il dolore e in lacrime racconta l'accaduto agli agenti, l'uomo arrestato per violenza sessuale. Rossella Gespan, 72 anni, era scomparsa lo scorso 18 ottobre dopo una nuotata in mare, il corpo ritrovato lo scorso pomeriggio a Messina dove la donna viveva da tempo. Treviso e Belluno, secondo i dati resi noti da Il Sole 24 Ore, risultano essere le due province venete più sicure quando si parla di criminalità. Influenza in tutta la regione, sta per partire la campagna vaccinale. Acquistate dall'Ulse 240.000 dosi di siero, si partirà il 12 novembre dalla Madonia e dalle sedi, poi alle sedi periferiche. Sport e basket, Fortitudo Bologna espugna il Pallaverde, De Longhi sconfitta in casa a Pesare, spiega coach Menetti le occasioni perse. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque in apertura la tragedia avvenuta all'Onigo sulla Feltrina, a perdere la vita una coppia di settantenni molto conosciuti a Vittorio Veneto, dove erano molto impegnati nella cultura e nell'arte. Lucio era una persona molto gentile, molto cortese, era un amico, quindi si fa anche fatica. La fatica di accettare che Lucio Toniello e la compagna Irma Schweiger non ci siano più, morti ieri sera nello schianto lungo la Feltrina, Onigo di Piederobba. La loro auto, un Audi A4, che impatta con una Passat per poi finire sul fossato laterale. Per la famiglia di Cavaso, madre, padre e 2 bambini, il ricovero immediato all'ospedale di Montebelluna. Per i 2 settantenni più nulla da fare. Si ipotizza un malore, ma forse anche un sorpasso azzardato. Comunque le 2 auto hanno impattato ad alta velocità, carambolando più volte sulla strada. Uno schianto violentissimo che nulla delle protezioni sull'Audi è riuscita a mitigare. Lucio Toniello, 72 anni, e Irma Schweiger, 70, hanno perso la vita sul colpo. Una notizia subito rimbalzata a Vittorio Veneto, dove i 2 erano molto conosciuti e vivevano da tempo. Accomunati dalla passione per la cultura e l'arte, erano impegnati su più fronti con base a casa Fenderl, che avevano contribuito a far crescere. Lui era uno dei rappresentanti di Per Inciso, che è un'associazione che lavora sull'arte pittorica, scultore, e soprattutto. E poi è stato per 5 anni nel direttivo della Consulta, dove siamo adesso, del centro culturale, e quindi ci siamo conosciuti bene, insomma abbiamo lavorato parecchio insieme. Irma la conoscevo meno, però ci incontravamo spesso lo stesso, aveva sta casa ancora piena di cose del papà. Figlia del pittore Vittorio Schweiger, aveva istituito da poco, anche su suggerimento di Lucio, una borsa di studio per giovani musicisti. Un sodalizio culturale il loro e non solo. Sì, spirituale, culturale e umano naturalmente, perché si volevano bene, quindi. Ed un altro incidente stradale è accaduto nella notte lungo la Postumia a Olmi di San Biagio di Callalta, uno scontro frontale fra 2 auto, 4 persone sono rimaste ferite, 3 sono giovanissimi. Un boato per rumore delle lamiere, ancora uno scontro frontale tra 2 auto lungo la Postumia Ovest, proprio nei pressi del centro commerciale a Olmi di San Biagio di Callalta. L'incidente è avvenuto intorno all'1:40 della scorsa notte. Le vetture, un Audi e una Lancia Y, per causa ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate. Secondo una prima ricostruzione, comunque l'Audi, con 4 ragazzi a bordo, ad un tratto ha invaso la corsia opposta andando a finire contro l'altra macchina guidata da un 48enne di San Biagio. Una è finita fuori strada nel fossato. 4 persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave. Tutte comunque sono state portate all'ospedale di Treviso. Si tratta del 48enne, 2 ragazze diciottenni ed un 20enne del trevigiano. Sul posto sono intervenute le ambulanze del SUEM 118 che hanno trasportato i coinvolti ed i vigili del fuoco che hanno estratto dall'Audi gli occupanti incastrati dalle lamiere. L'intervento dei mezzi di soccorso è proseguito fino alle 3 del mattino, lievi i disagi e la viabilità.
22 ottobre 2018, un anno dal referendum per l'autonomia, il ministro Stefani è arrivata a Venezia per incontrare il presidente Luca Zaia. Il gonfalone del Veneto ha sventolato sulla facciata di Palazzo Balbi per accogliere il ministro agli affari regionali Erika Stefani in città per incontrare il presidente Zaia a un anno dal referendum per l'autonomia che lo scorso 22 ottobre ha portato alle urne 2.400.000 veneti. E questo anno l'abbiamo utilizzato, fra l'altro con un governo abbastanza sul vacante, l'abbiamo organizzato per redigere il progetto. Oggi il contratto è pronto dal 2 ottobre e quindi l'attesa per noi inizia dal 2 ottobre, ce l'ha sul tavolo il Presidente del Consiglio, è un bel contratto perché parla di 23 materie ed è solido per un'autonomia vera. A un anno dunque, con i rallentamenti dovuti a 2 legislature, il governatore veneto si aspetta di avere risposte in velocità. Ci aspettiamo celerità, i veneti sono abituati a fare le cose, sono pragmatici, hanno avuto il coraggio di fare un referendum, lo hanno vinto, ci siamo addirittura autoimposti il quorum, l'abbiamo sorpassato arrivando al 60% dell'affluenza alle urne, adesso si va davanti. Del resto questo cambiamento epocale non riguarderà solo il Veneto ma riguarda l'Italia intera, perché tutte le comunità dovranno avere la loro autonomia. Il ministro Stefani ha definito quest'anniversario di un'importanza storica. La Regione Veneto ha fatto un lavoro enorme, e un lavoro al quale è seguito il lavoro della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Io il punto della situazione lo ribadisco, noi abbiamo fatto i tavoli tecnici per il Veneto e la Lombardia, il Veneto ha già prodotto una bozza di intesa già agli inizi di ottobre, oggi ho ricevuto proprio così durante la conferenza stampa la bozza dell'intesa che ha redatto la Regione Lombardia. I tavoli tecnici per l'Emilia Romagna sono già cominciati. Quando il Veneto potrà vedere realizzato questo sogno? Io sono pronta, se fosse per me anche oggi. Il tempo, ci sono stati alcuni colleghi nel Consiglio dei Ministri che hanno richiesto di fare degli approfondimenti su alcune richieste di autonomia. Io sono sicura di dare delle risposte tramite anche le stesse regioni, di poter dare delle risposte e quindi di fugare qualsiasi tipo di eventuali dubbi. Zaia si dice fiducioso. Io sono fiducioso sul piano politico perché i compagni di viaggio al governo, i pentastellati, i grillini, chiamateli come volete, si sono spesi per il referendum del Veneto a favore del sì, e sono gli stessi che hanno firmato con noi un contratto di governo che prevede l'autonomia del Veneto, sono gli stessi che hanno votato con noi un DEF che prevede l'autonomia del Veneto e della Lombardia e di chi ne ha fatto richiesta. Questo sotto profilo politico, sotto profilo umano, mio nonno mi diceva sempre che solo i moni non cambiano idea, per cui c'è sempre tempo per migliorare. Intanto il ministro dell'Interno Salvini ha dichiarato che l'accordo sull'autonomia di Veneto e Lombardia andrà in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri. Ho sentito Luca Zaia questa mattina e sentirò Attilio Fontana, ha detto. Conto che arrivi in uno dei prossimi consigli il provvedimento attuativo sull'autonomia del Veneto, della Lombardia sicuramente, e mi auguro anche dell'Emilia Romagna. E adesso nel prossimo servizio ripercorriamo quanto accaduto esattamente un anno fa. Noi oggi siamo qui a celebrare ovviamente i risultati del referendum in virtù del fatto che questa regione è andata al voto in virtù di questa sentenza della Corte Costituzionale. Non è una buffonata come qualcuno ha voluto dire, non è una pagliacciata, non è un referendum che non serve a nulla. Penso che l'indicazione sia un'indicazione importante, sono milioni di persone che comunque, sono più di 2 milioni di persone che si sono recate alle urne, ma a me piace dire che qui mai nessuno anche oggi vince, vincono i veneti, vince il senso civico dei veneti, vince la voglia di dire di essere padroni a casa nostra. 22 ottobre 2017, sono da poco passate le 23:30, le urne per il referendum per l'autonomia del Veneto si sono chiuse da circa mezz'ora, ma i primi dati già fotografano quello che sarà l'esito finale della consultazione, che parlerà di quasi 2 milioni di veneti, pari al 98%, che hanno espresso il loro sì sull'autonomia. La giornata referendaria era iniziata al mattino, con i veneti in alcuni seggi in coda per esprimere la propria preferenza. Una domenica che le nostre telecamere avevano seguito ora dopo ora, con una maratona terminata solo in tarda notte. Collegamenti da Palazzo Balbi e Ferrofini per raccogliere in tempo reale, a caldo, le dichiarazioni del post-voto. Alla fine si parlerà di un plebiscito che i sostenitori del sì hanno voluto etichettare come una vittoria dei veneti senza colori politici. Ho notato come la gente percepisce questo voto non come un voto verso un partito,
Veneto, ma per raggiungere un obiettivo più grande ancora, che è quello di riuscire a cambiare questo nostro Veneto in modo migliore. Un risultato che spinge il fronte dell'astensionismo a chiedere un passo indietro in Consiglio regionale. Ora, dopo il consenso su questo referendum e dopo che si è scelta l'autonomia come strada vincente, vengano ritirate le proposte di legge per la secessione. Da quella notte per il Veneto sono iniziate settimane, mesi di consultazioni, incontri per redigere al meglio il documento da presentare al governo perché si possa chiudere l'iter in tempi brevi. Tempi che con il nuovo esecutivo giallo-verde e la nomina di un ministro, Erika Stefani, agli affari regionali si sperava potessero accorciarsi ulteriormente, arrivando ad una conclusione entro il primo anniversario del referendum. Quanto successo poi è cronaca di questi ultimi giorni. Continuiamo con la cronaca. Un 30enne nigeriano è stato arrestato per violenza sessuale e violenza pubblico ufficiale dagli agenti della questura di Treviso. L'uomo in evidente stato di alterazione alcolica era entrato al supermercato Panorama pochi minuti prima della chiusura per fare la spesa. Dopo aver terminato il pagamento ha preso diversi sacchetti che la commessa gli ha fatto presente essere a pagamento. A quel punto il nigeriano prima ha risposto con frasi insensate, poi le ha afferrato il seno con violenza fino a quando la stessa, per l'insopportabile dolore, ha iniziato ad urlare facendo accorrere i suoi colleghi. A quel punto l'uomo è scappato verso l'uscita lasciando la donna in lacrime sotto shock. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato, ma il nigeriano ha reagito violentemente contro gli agenti che alla fine sono riusciti a portarlo in questura. Celebrazioni per la fine della Grande Guerra. A 2 settimane facciamo il punto con il sindaco della città della Vittoria che esprime il suo rammarico per una grande assenza. Io, non avendo ricevuto una risposta ufficiale dal Quirinale, io credo che il Presidente, come mi era stato a voce anticipato, probabilmente hanno scelto un'unica manifestazione per chiudere il centenario e quindi presumibilmente Trieste, dove il collega sindaco di Piazza ha detto che sarà presente. Il Capo dello Stato preferisce Trieste alla città della vittoria e questa è almeno la sensazione dei vittoriesi, in genere dei trevigiani, che aspettavano il Presidente Sergio Mattarella per ricordare l'avanzata della vittoria che portò alla fine della Grande Guerra il 4 novembre di 100 anni fa. Una delusione, considerando che un secolo fa Trieste divenne italiana come l'Istria e si aprì la questione di Fiume del Quarnaro con D'Annunzio. Tutte conseguenze però dell'avanzata vittoriosa degli italiani che finalmente riuscirono a superare il Piave cancellando l'onta di Caporetto dell'anno prima. Ecco perché Vittorio Veneto è la città simbolo della vittoria e perché proprio per questo era attesa la più alta carica dello Stato. Al sindaco non resta comunque che consolarsi così. Ci saranno altre occasioni, stiamo già pensando, per fare in modo che il Presidente possa essere presente a Vittorio Veneto comunque. Era scomparsa il 18 ottobre dopo una nuotata in mare. Ieri pomeriggio il suo corpo è stato recuperato nelle acque al largo del litorale di Timpazzi, in provincia di Messina, dove da tempo viveva. Rossella Grespan, trevigiana, era originaria di Sant'Angelo. Aveva detto ai parenti che andava a fare una nuotata, era uscita di casa per trascorrere un pomeriggio in relax sulla spiaggia di Tonnarella di Furnare in provincia di Messina, ma la sera non è più rientrata a casa. Rossella Grespan, 72 anni, trevigiana di Sant'Angelo, era scomparsa nel nulla il 18 ottobre scorso. La donna si era sposata con un ex tornitore originario del messinese. Da quando la 72enne ed il marito erano andati in pensione, facevano la spola tra la Sicilia, dove si erano trasferiti, e Treviso, nel quartiere dove vivono buona parte dei parenti della donna. Ieri pomeriggio la tragica scoperta: il corpo della donna è stato visto da alcuni surfisti al largo del litorale di Timpazzi, a 60 km di distanza da dove era sparita. L'ipotesi più probabile è che Rossella possa essere stata accolta da malore mentre si trovava in mare. A fugare ogni dubbio sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Messina, che servirà anche ad escludere eventuali altre ipotesi come quella di un'aggressione finita male. Treviso e Belluno, secondo i dati resi noti dal Sole 24 Ore, risultano essere le 2 province venete più sicure quando si parla di criminalità. È stata arrestata per il reato di rapina impropria la donna che ieri intorno alle 12 è stata inseguita dall'addetto antitaccheggio del negozio Coine e da un poliziotto in borghese fuori servizio. Poco prima la cinquantenne del Vittoriese si era introdotta nell'esercizio commerciale in centro a Treviso e con la scusa di provare alcuni abiti era entrata in camerino. Uscita aveva avuto una discussione con una commessa che aveva notato tra le mani della donna le placche antitaccheggio.
La cinquantenne, dopo aver spintonato l'addetto alla sicurezza, era scappata, ma poco dopo è stata raggiunta da un'auto della polizia e portata in questura. Nella sua borsa gli agenti hanno recuperato delle forbici, una sciarpa e un vestito. La notizia di questo arresto arriva proprio nel giorno in cui il Sole 24 Ore presenta lo studio sulla criminalità nelle province italiane, elaborando i dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi al 2017. Su 107 province monitorate, prendendo in considerazione i reati denunciati, Treviso si posiziona al 102° posto, classificandosi dunque tra le aree più sicure del paese, con un meno 4,34% rispetto all'anno precedente e con 20.493 crimini segnalati alle forze dell'ordine. 2 posizioni più sotto, al 104° posto, Belluno con 4.655 reati denunciati. Dando poi uno sguardo alle altre province venete, stando ai dati, la meno sicura nella nostra regione risulta essere Venezia al 15° posto con 40.438 denunce, 34° Padova, poi Verona al 43° posto e 88° Rovigo. Aveva in tasca un foglio di via violato almeno una ventina di volte nell'ultimo anno il 26enne cileno, fermato sabato sera dai carabinieri che gli hanno trovato addosso alcuni grammi di marijuana. Il giovane ha reagito colpendo con calci e schiaffi i militari che alla fine lo hanno arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e denunciato per detenzione e spaccio di droga. Questa mattina il 26enne ha patteggiato una condanna di 4 mesi di reclusione beneficiando della sospensione condizionale della pena. Sempre sabato sera in via Roma 2 ventenni, un nigeriano e un gambiano già ospiti in una struttura di accoglienza attualmente senza fissa dimora sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale dalla polizia locale di Treviso. I 2 avevano provato a cedere sostanze stupefacenti a 2 uomini a bordo di un'automobile che altro non erano che agenti in borghese impegnati proprio in un servizio di contrasto allo spaccio. Uno dei 2 ha tentato di fuggire sferrando calci e pugni, ma è stato immobilizzato da una seconda pattuglia giunta in supporto. È stata fissata entro la fine di quest'anno la conversione delle banche di credito cooperativo in un'unica banca respiro nazionale, un'indicazione dello Stato su pressione dell'Unione Europea che però davvero in pochi conoscono. Tu conosci i crediti cooperativi delle piccole banche? Sì, nel senso ho il mio conto e basta. Sai che adesso devono andare o con Roma o con Bolzano? No, non... Secondo te che cosa perdiamo perdendo le piccole banche, nel senso che diventano un grosso gruppo? No, mi cogli in fallo, non sono informata. È solo una delle tante risposte, tutte molto simili, che abbiamo fatto oggi a Vittorio Veneto. In pochi sanno che entro la fine dell'anno le banche di credito cooperativo perderanno la loro autonomia, costrette dallo Stato, su indicazione dell'Unione Europea, ad associarsi in un unico gruppo. O meglio, questa era l'indicazione, subito modificata da chi l'autonomia ce l'ha per farla. Infatti, se all'origine tutte dovevano convergere su un'unica banca con sede a Roma, ora le opzioni sono 3. Roma, ma anche Trento, ma anche Bolzano. E non è un caso se i trentini abbiano rivendicato per l'ennesima volta la loro autonomia, in questo caso economica. Del resto è soprattutto quella che li rende vincenti nella gestione dei fondi pubblici e soprattutto efficienti nei servizi ai cittadini. Una riforma che invece ai veneti rischia di costare cara e chi già sente odore di fregatura sono soprattutto i piccoli imprenditori. Per noi è un disagio perché sono le piccole crediti così sono più a portata della nostra tasca, più a portata di noi, perché certi tagli devono farli, siccome li fanno sempre sulle spalle nostre, qualche volta è bene che le fanno anche sulle... Però è bene che noi ci creano un po' di disagio anche, perché il rapporto diciamo direttamente col direttore eccetera diventa un po' difficile. E anche noi è più a nostro agio. Peggio ancora per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro con tanto entusiasmo ma poche garanzie. Per noi le piccole banche sono una risorsa e che per noi insomma che lavoriamo così da piccoli tra virgolette ci danno una grossa mano. Dispiacerebbe appunto che non possono più troppo grandi, si rischia di perdere il contatto diretto. Esatto, bravo. Infatti proprio così. Ma lei discute col suo direttore di banca? Riesce a parlarci assieme? Sì, no, discuto io, mi informo di queste cose che le dico, purtroppo la situazione è questa. E anche chi si informa è talmente arrabbiato che anche senza voce ci tiene a dire. Non mi pare giusto.
Ed ora una notizia giunta da pochissimi istanti in redazione. È morto nel tardo pomeriggio di oggi l'imprenditore Gilberto Benettone, era malato da tempo di leucemia, un grave peggioramento dopo i fatti di Ponte Morandi che lo avevano profondamente turbato. Lui faceva infatti capo alla società Autostrade per l'Italia. I ben informati dicono che aveva profondamente sofferto dopo i fatti di Genova nel pomeriggio e la morte all'ospedale di Treviso. Con lui i familiari. Per i fratelli Benetton si tratta della seconda perdita nell'arco di quest'anno dopo la morte in estate di Carlo. Questa dunque, come vi avevo detto, è una notizia giunta davvero da pochissimi istanti in redazione. Ovviamente ulteriori approfondimenti rispetto a questa tragica morte, a questa tragedia nel corso delle nostre trasmissioni serali. Ed ora ci fermiamo un breve istante per la pubblicità. Funghi. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Parliamo di influenza. In tutta la regione sta per partire la campagna vaccinale. Acquistate dall'ULSS 240.000 dosi di siero. Ci dobbiamo aspettare ovviamente un'influenza molto forte, perché purtroppo i virus aumentano sempre di più la loro potenza, perché chiaramente anche loro si rigenerano, e per cui dobbiamo cercare di fare in modo che più persone si vaccinino in modo tale da evitare grosse permanenze a casa con dolori, dolorabilità e fastidi. Influenza invernale, al via il 12 novembre dalla Madonnina alle sedi periferiche la campagna di vaccinazione dell'ULSS 2. Campagna massiccia nelle intenzioni dell'azienda sanitaria, vaccini potenziati, quelli acquistati dalla Regione Veneto per comprendere più ceppi di virus e offrire una copertura maggiore. L'anno scorso erano state decine di migliaia i trevigiani messi KO dall'influenza, quest'anno ci si aspetta che in molti corrano ai ripari per tempo. Abbiamo richiesto 140.000 dosi, quindi circa un 10% in più dell'anno precedente, e contiamo di superare la percentuale dell'anno scorso che era del 58% di vaccinati, per arrivare possibilmente al 75% come previsto dal Ministero. L'ULSS conta sulla piena collaborazione dei medici di base per intercettare over 65, donne in gravidanza, malati cronici immunodepressi. Importante inoltre che si vaccinino gli stessi operatori sociosanitari. Magari non eviteranno il contagio, ma ne attenueranno le conseguenze. Che vaccinandosi uno non patisce le pene di un'influenza, perché è vero, uno può dire sto a casa 2 o 3 giorni, ma sta a casa una settimana con febbre alta, dolenzia muscolare, nausea, senso di vomito, eccetera. Con una vaccinazione andiamo a evitare tutti questi sintomi che sono importanti e potrebbero effettivamente debilitare la persona. Ed ora la notizia, vi ricordo la notizia che vi ho dato qualche minuto fa, poco prima della pubblicità, notizia che sta lasciando tutta Treviso sotto shock. È morto nel tardo pomeriggio di oggi l'imprenditore Gilberto Benettone, era malato da tempo di leucemia, proprio un grave peggioramento dopo i fatti di Ponte Morandi che lo avevano davvero profondamente turbato. Nel pomeriggio la morte all'ospedale di Treviso, con lui c'erano i suoi familiari. Per i fratelli Benetton la seconda perdita nell'arco di quest'anno dopo la morte in estate di Carlo. Ovviamente vi daremo ulteriori aggiornamenti, approfondimenti di questa tragica notizia nel corso proprio delle nostre trasmissioni serali. Ed ora andiamo in città, novità in vista sia per l'ex sede della provincia che per l'ex consorzio agrario. Sentiamo. Addio Sala Marton, Cassugana sarebbe pronta a rinunciare alle sale pubbliche che dovevano essere ricavate nell'aula dell'ex palazzo provinciale per ottenere dalla società che ha acquisito il complesso la riqualificazione di Viale Cesare Battisti, compresa la sostituzione delle alberature. La cessione di uno spazio storico lascia più di uno perplesso. Il sindaco Conte sottolinea che si tratta ancora di ipotesi, ma l'accordo sulla modifica della convenzione è praticamente fatto. Nessuno discute la storicità della sala, che comunque
comunque verrà mantenuta. Dobbiamo capire però se l'interesse pubblico è quello di poter utilizzare quella sala per delle piccole assemblee pubbliche, perché piccola è la sala, oppure se è preferibile dare priorità a degli altri interventi più necessari, tipo la nuova piantumazione degli alberi, la sistemazione dei marciapiedi o altre opere che oggi sono necessarie e che Numeria si è resa disponibile a realizzare. 2 sale da 100 posti avrebbero poco senso, secondo l'amministrazione, in un contesto privato, quello che vedrà sorgere all'ex provincia appartamenti di lusso. Numeria, la stessa società che ha acquisito l'area di Viale Cesare Battisti, starebbe valutando anche l'acquisizione dell'ex consorzio agrario, 22.000 metri quadrati tra il Put e la Restera, in stato di abbandono da decenni, tanto da essere andato all'asta per 3 volte senza esito. Sarebbe un'opportunità importante perché andremo a colmare e a cancellare l'ennesimo buco nero in città, segno evidente che Treviso sta tornando attrattiva anche per coloro che vogliono investire in residenze e spazi commerciali, quindi una buona notizia se confermata per la città di Treviso. Lì, vista la posizione, troverebbe buona accoglienza anche una struttura ricettiva o degli spazi commerciali. Ricordo che la proprietà della regione, però se l'amministrazione può far da tramite per completare questa operazione, noi saremo assolutamente favorevoli. Sport basket, Fortitudo Bologna espugna il Palaverde, De Longhi sconfitta in casa, a pesare, spiega coach Menetti, le tante occasioni perse. Un Palaverde delle grandi occasioni con una coreografia da togliere il fiato, un lungo striscione con il profilo di Palazzo dei 300 e non poteva essere altrimenti visto che sul parquet ad affrontare la De Longhi c'è lo storico avversario della Fortitudo Bologna. È una gara a 2 marce per i ragazzi di coach Menetti che alternano grandi giocate ad errori e ad occasioni perse soprattutto nei primi 2 quarti. Nel momento in cui abbiamo sbagliato un po' qualche cosa facile, abbiamo perso un po' il filo del discorso e abbiamo fatto un passettino indietro rispetto all'aggressività difensiva e quello che è la durezza mentale e il coraggio che deve avere una squadra nel momento in cui le cose si fanno difficili. E la Fortitudo riesce ad approfittarne andando sotto canestro con più incisività. Alla fine il tabellone segna 75-86 per i bolognesi. Dispiacere perché c'è una cornice incredibile, fantastica. Il pubblico non ha mai smesso di lottare insieme a noi. Ma c'è poco tempo per analizzare quanto accaduto ieri, perché mercoledì è già tempo di tornare in gara fuori casa contro Cagliari. Dobbiamo mettere dentro tutto noi stessi e recuperare i 2 punti che abbiamo perso nella partita in casa. E proprio il basket era la passione di Gilberto Benetton, ve l'abbiamo data pochi minuti fa la notizia, la tragica notizia che sta lasciando davvero Treviso, tutta Treviso sotto shock. Gilberto Benetton è morto nel tardo pomeriggio di oggi, era malato da tempo di leucemia. Nel pomeriggio la morte all'ospedale di Treviso, con lui accanto tutti i familiari. Per i fratelli, ve lo ricordiamo, per i fratelli Benetton, la seconda perdita nell'arco di quest'anno dopo la morte in estate di Carlo. Vi ricordo ancora che altre notizie relative a questa tragedia proprio nel corso delle nostre trasmissioni fra pochi minuti. Vi ricordo infatti alle 20:10 la nostra trasmissione 20:10 si parlerà di contrattazione sociale e politiche per il territorio. In studio 2 ospiti, Scottone, segretario pensionati CISL Belluno e Treviso, e Roffarè, segretario generale aggiunto CISL Belluno e Treviso. Subito dopo invece non perdete Ring, si parlerà di autonomia incubo-manine, con in apertura l'intervista al ministro Erika Stefani, poi in studio Simonetta Rubinato del Partito Democratico, Francesco Pontelli economista, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega e Rudy Roffarè della CISL Belluno di Treviso. Ed ora io vi lascio alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio.
Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori. Al mattino il cielo si presenterà sereno e limpido ovunque. Qualche nube in più al pomeriggio, ma senza altre conseguenze. Non sono infatti attesi fenomeni particolarmente degni di nota. Temperature in ripresa, con minime tra 5 e 10 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, con il cielo che risulterà sgombro da nubi al mattino, al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso dal pomeriggio, ma il tempo si manterrà asciutto e stabile ovunque. Temperature in lieve aumento, con minime tra 6 e 8 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 17 e 19 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori alpini di confine, specie al mattino, anche con isolati fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della giornata. Temperature molto miti con minime tra 4 e 5 gradi. Valori massimi compresi invece tra 20 e 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.